Per cui più che fare nuove norme, si è ragionato così in Regione Lombardia, si è pensato di fare un'azione di coordinamento da parte di Regione di tutte le norme esistenti, che sostanzialmente le più importanti sono di matrice europea o di matrice statale, e di incentivare anche un'azione informativa e formativa da parte di Regione presso le amministrazioni locali. A me vengono in mente, anche per esperienza personale, avendo fatto parte di alcune giunte, quelle commissioni di aggiudicazione di appalti che sono fatte di bravissimi e buoni, di buona volontà tecnici comunali, che spesso però non hanno proprio gli strumenti conoscitivi adatti per andare a capire se il documento che hanno sotto il naso è un documento che effettivamente risponde ai requisiti che deve avere. E quindi io la sottolineo sempre perché la ritengo un'attività importante che si è deciso di fare a Regione Lombardia, un'attività di formazione degli operatori degli enti locali per l'applicazione delle normative esistenti, perché anche una norma molto importante che si voleva mettere e della quale abbiamo dato traccia nella legge, in realtà poi è di competenza dello Stato. Parlo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui si è tanto parlato. Sapete che non è tanto nei contratti o negli appalti in sé che si annida poi il problema, quanto nei subappalti. Ecco, in questa materia la Regione non può fare molto, abbiamo però anche qua previsto un'incentivazione, una sensibilizzazione rispetto a questa vigilanza sulla tracciabilità dei flussi. E soprattutto qui c'è il punto, io credo anche più difficile, però che poi è passato in questa legge regionale: si chiede alla Regione stessa una vigilanza particolare per gli enti del proprio sistema regionale. Io non conosco, confesso, bene la struttura proprio di Regione Veneto, vi posso assicurare, lo saprete anche voi, che in Regione Lombardia gli enti del sistema regionale sono grandi, sono importantissimi, muovono davvero quantità impressionanti di appalti e di soldi, e quindi si è chiesto a Giunta regionale un esercizio particolare di vigilanza sui propri enti, proprio rispetto anche agli appalti e alla tracciabilità dei flussi, con una ulteriore postilla che io trovo importante, con la valutazione chiedendo alla Regione di tenere conto nella valutazione dei dirigenti anche di questo tipo di attività. E quindi questo, insomma, credo che non sia poco in una legge regionale. Poi c'è una parte che riguarda il sostegno alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, e si prevede anche qua da parte di Regione la costituzione di un fondo di aiuto per un'assistenza che è sì di tipo materiale ma anche di tipo psicologico. Chi è esperto dice quanto sia veramente importante anche questo tipo di azione di chi subisce reati o di chi rimane in qualche modo all'interno di una cerchia di vittime di reati di stampo mafioso, quindi assistenza di tipo materiale ma anche psicologico, e poi anche campagne di sensibilizzazione rispetto a questo tipo di assistenza, per incentivare come Regione a nostra volta altre associazioni o categorie a una sensibilità di questo tipo. Essendo beneficiari, questo essendo una legge regionale va specificato, coloro che sono o residenti in Regione Lombardia o che hanno subito il reato dentro al territorio regionale. Una parte anche nella nostra legge riguarda i beni confiscati, e qui quanto mai è necessario avere a disposizione poi soldi, perché il recupero dei beni vuol dire interventi su immobili, interventi tipo edilizio molto costosi, ma anche qui, come dicevo prima, per quanto riguarda la costituzione di una giornata contro le mafie, credo che il valore simbolico anche di pochi interventi, come veniva citato il caso concreto prima dell'Emilia Romagna, è un valore importantissimo. Voi pensate cosa può voler dire per una comunità vedere non soltanto che un bene di questo tipo che era appartenuto alla mafia viene confiscato, ma poi che viene riutilizzato a fini sociali. È doppiamente simbolico, è esemplificativo e, come dire, restituisce alla comunità un di più di quello che le è stato tolto. E infatti nella nostra legge si prevede di contribuire come Regione Lombardia in modo particolare per il riutilizzo dei beni confiscati qualora vengono utilizzati a fini sociali. Su questo, lo dico subito, la Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di
euro, ahimè anche per questa cosa comunque c'è bisogno ancora di attivare poi dopo bandi e quant'altro perché questo diventi realtà, diversamente da quanto invece bene ha fatto Emilia Romagna, come ci è stato raccontato prima. Altro elemento citato stamattina che ritengo importante è da parte di Regione l'attivarsi per sottoscrivere protocolli d'intesa con i soggetti più diversi, non soltanto con amministrazioni pubbliche, ma con altri soggetti, per quanto riguarda i beni confiscati, in particolare poi con l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, perché un altro problema è quello della mancanza di coordinamento tra tutti i soggetti che si occupano di questo tipo di attività. È chiaro che l'unione fa la forza, nel vero senso, spesso ci si trova di fronte ad azioni parallele che messe insieme hanno un'efficacia decisamente maggiore, e anche un'attività che potrebbe sembrare, se vogliamo, solo di carta, ma che invece è molto efficace, come la sottoscrizione di protocolli tra soggetti diversi, abbiamo ritenuto sia importante e da promuovere attraverso una legge regionale. Dopodiché ci sono anche una serie di interventi di sostegno agli enti locali che riqualificano spazi pubblici, anche questo è stato ricordato prima, la cura e la riqualificazione soprattutto di spazi urbani non più dignitosi è parte di quella lotta che si diceva prima a quel brodo di cultura che spesso si trova nelle nostre città, che facilmente rende attaccabile tutto ciò che va contro la legalità, e quindi anche su questo Regione Lombardia ha pensato di mettere dei contributi stimolando anche la progettualità. Poi c'è un di più che spesso succede nei processi legislativi, mentre si sta facendo una legge poi si trova opportuno anche inserire delle cose che non sono strettamente attinenti, però parlando di contrasto alla criminalità organizzata ci è piaciuto alla fine mettere un capitolo specifico riguardo alle truffe alla popolazione anziana, che è un fenomeno ahimè in forte aumento, non è immediatamente legato magari all'attività mafiosa, ma è che è un fenomeno sempre più organizzato, e quindi abbiamo ritenuto anche in questo caso utile da parte di Regione Lombardia promuovere e sostenere tutte le iniziative e di sostegno alle vittime, ma soprattutto prima ancora di prevenzione, quindi di sostegno a chi si occupa di questo contrasto, e di formazione e di comunicazione alla popolazione. Regione Lombardia poi con questa legge intende costituirsi parte civile per fatti di particolare rilevanza che hanno creato magari particolare allarme sociale. Anche qui gli esperti ci sottolineano come sia importante in un processo avere la costituzione da parte civile di un ente pubblico, se poi una regione ancora di più. Diciamo che si accende sicuramente in maniera diversa una luce sul processo, e questo dà forza poi dopo all'azione di contrasto. C'è una parte poi, e qui vado verso la conclusione, che riguarda anche qui la costituzione di un comitato. In particolare, ancora una volta, data la rilevanza che ha per Regione Lombardia, oltre che per tutto il Paese, l'evento di Expo 2015, visto tutto ciò che si muove intorno, e per la creazione del sito e delle infrastrutture, quindi appalti notevoli, si è pensato di costituire una commissione fatta di tecnici. Questa volta non c'è più, come nel caso precedente sull'Osservatorio per la legalità, la compresenza di tecnici e di consiglieri, fatta di tecnici di provata esperienza che hanno anche il potere, come commissione, di monitorare la trasparenza degli appalti, chiedendo documentazione poi da girare evidentemente agli enti competenti sulla vigilanza. Uno stimolo in più e un accendere ancora una volta di più l'attenzione su questo tipo di problemi, che ricordo appunto per quanto riguarda la Regione Lombardia soltanto un anno e mezzo fa venivano affrontati con giudizi veramente diversi da parte delle forze politiche. Credo che vada sottolineato questo aspetto, che è il compito primo della politica, quello di creare consenso intorno a un'azione di questo tipo. Soltanto, io credo, una grande alleanza e all'interno della politica, e tra la politica, le istituzioni e la società civile può restituirci qualche risultato concreto. Ricordo sempre le parole di un esperto, Nando Dalla Chiesa, che dice: ormai questo tipo di attività è fatta sì dal boss che ha una presentazione magari a volte folcloristica, ma è un'attività che è assolutamente fatta dai colletti bianchi, che è fatta col computer in mano, che è fatta in maniera tecnologicamente molto avanzata, per combattere la quale bisogna assolutamente essere attrezzati in maniera fine, perché soltanto essendo all'altezza della capacità di questi signori che si può anche ottenere qualche risultato, e quindi questo sicuramente ci stimola tutti a un di più di attività.